Buonasera a tutti e vi do il benvenuto ufficialmente allo studio dell'artista di Giuseppe Alletto in occasione di questa mostra particolarissima che ci consentirà di conoscere meglio la sua produzione, ma anche la sua figura di uomo, di pensatore e appunto di artista. Diceva il grande storico e critico dell'arte Ernst Gombrich che artista è qualcosa in più del pittore, dello scultore o di qualsiasi altra voglia forma di espressione materiale. Artista è chi ha un'idea, ma anche chi non ce l'ha, la fa venire agli altri, la trasforma, la elabora, la filtra con la sua tecnica, con tecniche altrui che omaggia anche la matrice classicheggiante, riformula diversa nel nuovo e continua. È un aspetto molto interessante perché appieno e sintetizza un po' la polimorfa creatività e proprio traduttività tecnica di Giuseppe Alletto, che ho avuto modo di conoscere tanto tempo addietro, ecco, da giovane, e già allora, a parte la manifestazione di un virtuosismo di pensiero produttivo, costruttivo e critico, avendomi sottoposto a alcune delle sue opere, ha subito rivelato un prodigio, una caratteristica avanti, ecco, oltre rispetto a quello che ci si possa aspettare da un giovane di quell'età. Sto invertendo in realtà il programma di visita, proprio l'ordine più che altro, proprio per evidenziare già alle vostre spalle, su quella parete alla mia destra, alcuni studi cromatici che sono proprio legati a una produzione giovanile, quando ecco, ci si approccia al colore. Ma a differenza ecco, di altri, Giuseppe va oltre la semplice cromatografia, ma parte dal colore per arrivare a una psicocromatografia, cioè l'applicazione, lo studio del colore in base anche a degli stati d'animo che vuole veicolare sia per le figure, i soggetti nucleati, ma soprattutto anche per il rimando all'osservatore, al pubblico, perché al di là dell'interpretazione del pensiero che ha messo lui dietro ogni singola opera, poi c'è questa libertà interpretativa che poi è l'essenza stessa, dico, dell'arte nella resa, nella restituzione proprio al pubblico, al fruitore. Proseguendo, diciamo, io mi vado spostando, alla parete alle mie spalle abbiamo due opere su tela, funghi atomici, che già ci catapultano proprio in una dimensione più impegnata, ma anche più drammatica della visione del reale e anche dell'arte, laddove, se notate, le figure parlano da sé, hanno una drammaticità, diciamo che non ha bisogno di commenti, è un'esplosione legata alla dimensione tragica della guerra, della distruzione, della deformazione di tutto ciò che va oltre il reale. Se notate, in alto a sinistra, nella parte destra del fungo, c'è come un volto in profilo col naso, con la bocca aperta, quasi digrignante, quindi un urlo che esce dalla stessa esplosione. A sinistra, vedete anche c'è un'altra figura quasi in metamorfosi, sembra quasi un becco aperto, con degli occhi proprio in basso a sinistra del fungo, e quindi una trasformazione, una metamorfosi, che è la metamorfosi stessa degenerativa di quando l'effetto praticamente atomico in sé esercita sulle persone, sulle cose, quindi un elemento distruttivo non soltanto della fisicità ma anche della personalità del Dio, un annullamento totale. Diciamo così, un negativo autoritratto di Giuseppe con l'uovo in bocca. Interpreteremo meglio questa figura quando torneremo nella prima stanza dove c'è l'autoritratto con l'uovo d'oro in bocca. L'uovo simbolo di rinascita, di rigenerazione, di produttività di idee, ma anche di precarietà. L'uovo, il guscio molto fragile, in bocca, quindi l'idea che viene interiorizzata, la novità che riesce ad essere traslata attraverso il pensiero, diciamo, dell'artista, del soggetto, e viene fatta fruire in modo diverso. Notate anche la matericità proprio della parte centrale del collo, del volto, che dà una resa essenzialmente materica, di pregnanza, quindi di consapevolezza dell'idea che viene assimilata e che più facilmente in questa maniera può essere restituita.
Questo è un aspetto interessante, ripeto, perché non solo ho avuto modo in questi giorni di confrontarmi con Giuseppe e chiedendogli proprio ecco, quale fosse l'idea alle spalle, un po' il motivo occasionale o conduttore di alcune opere, però ecco, noto che si può andare ben oltre perché l'idea innovativa, la perfezione della figura dell'uomo, quindi la ricerca di perfezione da un lato, cozza proprio con la fragilità del vivere. E allora è un invito proprio a cercare di capire quali sono le nostre fragilità per stabilire dei contatti, dei ponti comunicativi e quindi l'elemento di raccordo dell'arte che fa da trade union con tutto ciò che magari ecco, non ha la pregnanza artistica in sé, ma vuole veicolare contenuti nuovi e quindi a passaparola tramanda proprio questo messaggio e lo passa agli altri. Una dissoluzione della forma, qualcuno riconosce la figura alle spalle di chi è quel personaggio? Può essere Pirandello? Pirandello, magari. È Pirandello. Ebbene, quindi il motivo della maschera, del volto, ma anche la dissoluzione della forma. Pirandello che sembra quasi dietro, diciamo, questa traduzione ad onde di griglia, che mette in moto comunque il meccanismo dell'essere, del divenire, del fluire, della sovrapposizione anche del pensiero. A questa tematica, ecco, della personalità e della maschera, Giuseppe ha dedicato diverse opere, avremo modo di seguire questo percorso quando passeremo nelle altre stanze. Sotto la figura di Pirandello, Tirannia dell'Essere, un'opera molto significativa perché dico, la figura diciamo che è un po' contorta nel suo movimento anche abbastanza anomalo e anatomicamente non naturale, quasi soggiace a questa campata rossa con delle linee nere che vanno verso il basso che ricordano un po' un ragno che dall'alto incombe sull'essere, tesse delle trame, delle tele, quindi irretisce l'individuo in delle fitte trame che spesso vanno a fagocitare anche l'idea della produttività e quindi un po' la condizione che lega e che si nota nel titolo stesso di questa mostra Human Theorem, teorema umano, che un po' va a ripetere la vicenda dell'individuo che soggiace alle forze della natura, all'imprevisto del reale e dell'irreale, che viene spesso fagocitato dalle spire della politica, della guerra, abbiamo visto il fungo atomico, e quindi spesso che porta a una dissoluzione della forma e anche dell'idea, quando c'è proprio un abbrutimento spesso della persona, ma da qui il tentativo di presa di coscienza di questa condizione, di venirne fuori e di creare quindi un elemento di dissolvenza, di rottura per riagganciarsi col reale, di avere una posizione in questo spazio vitale e continuare a diffondere le proprie idee. Andiamo, cercherò di essere celere, altrimenti qui ci dilungheremo veramente tanto e poi io mi lascio prendere la mano, mi appassiono un po' perché con Giuseppe sono di parte, valorizzando realmente un po' delle caratteristiche della sua produzione, della sua tecnica. Ripeto, è stato prodigio sin dagli inizi, ha un tecnicismo che, pur mutuando a volte tecniche della classicità, di grandi personaggi della storia dell'arte, vi sono dei tributi a De Chirico, a Guttuso, e però ecco c'è questa personalizzazione che con questa traduzione formale e restitutiva pressoché perfetta, che in alcuni casi rasenta proprio la tecnica fotografica, e tutto ciò è veramente prodigioso, è qualcosa di virtuoso che non è in tutti, non ho riscontrato in altri artisti che ho avuto piacere e modo di presentare, e quindi con Giuseppe mi permetto insomma di indugiare in questo aspetto che non è solo celebrativo né apologetico, però merita, e credo che anche voi avrete modo proprio di notare queste particolarità. Alla sinistra dello specchio c'è uno studio per autoritratto e il suo stesso occhio riconoscibilissimo, che consente con uno studio dell'incarnato molto particolare, un gioco chiaroscurale d'effetto notevole, che viene valorizzato ancora di più rispetto a questo sfondo matrice scuro con delle pennellate azzurre. L'azzurro, il blu generalmente nella psicocromatografia è legato alla meditazione, alla riflessione, all'introspezione. Anche in inglese il termine blue, oltre ad indicare il
il colore indica proprio la considerazione, l'autoriflessione, e quindi in questo caso ecco, l'invito a sapere guardare con attenzione, ad andare oltre, ma soprattutto a avere chiara visione di ciò che si vuole attenzionare, altrimenti si rischia di disperdersi, e quindi una concentrazione su un elemento particolare, vitale, piuttosto che un altro. Chiudo questa stanza con Diapason Cosmico, l'opera ecco, grande, di grandi dimensioni, opera pressoché monumentale, in dimensioni che vanno oltre un po' gli standard, già superando uno per uno in ambo le dimensioni, vanno a individuare delle opere che anche di maggiore complessità organizzativa per quello che riguarda la composizione interna delle figure. E, allora, è sicuramente un elemento celebrativo della donna per eccellenza, quindi la donna che informa, che dà ordine al cosmo. Se vedete nella parte bassa la figura femminile distesa su spalle, col diapason al centro, ha i capelli che convergono verso il basso, diventano quasi un tutt'uno con la terra, quasi a delimitare un tronco, non so se col colore più rossiccio. Analogamente la figura in alto, con una porticina d'accesso a quello che è l'elemento riproduttivo, ma non è soltanto riproduttivo creativo, ma anche in termini di idee, invece ha i capelli che si dissolvono, diventano quasi cielo, diventano nuvole, e quindi la pregnanza di tutti gli elementi del creato, aria, acqua, terra e fuoco nello specifico, l'aria e il fuoco, l'aria e la terra, con i colori rispettivamente del rossiccio nella parte bassa e dei vari colori dello sfumato nella parte alta.